Da anni l'Ordine degli Psicologi conduce una battaglia per il riconoscimento legislativo della figura dello psicologo di base. Mercoledì 18 maggio in Villa Bonina a Montecchio Precalcino, i vertici della sanità, il mondo della psicologia, i medici di base e l'Università di Padova si sono confrontati sulle esperienze dell'Alto Vicentino, di Cappella Maggiore, di Carmignano di Brenta, del Bellunese, di Castelfranco Veneto e Zevio. Unanime la richiesta che viene dal basso: andare avanti, istituzionalizzare e finanziare la figura, creare i livelli essenziali di assistenza psicologici. In sala, il consigliere regionale Giampiero Possamai, presidente della Commissione sulla valutazione delle politiche pubbliche, ha confermato l'impegno della Regione Veneto, così come il presidente dell'Ordine degli Psicologi Alessandro De Carlo ha promesso che l'Ordine continuerà a stare in partita. L'Ordine è fortemente motivato a continuare a portare avanti questa esperienza e a cercare le sinergie e le collaborazioni per realizzarla. Per noi rappresenta un presidio di salute, di benessere psicologico, di prevenzione e un contatto con la popolazione, con le persone, nonché un aiuto, un supporto ai servizi di psicologia già esistenti e ai professionisti che lavorano nel privato.